Un risultato che non era atteso. No. E io non capisco cosa facciano i sondaggisti, come facciano a sbagliare così gravemente, non capisco neanche quelli che hanno fatto gli exit poll, che andrebbero esiliati per sempre da questo paese, però francamente tutto l'umore era quella, io mi preparavo a una cocente sconfitta, e invece non è stato così. Qui il dato eclatante è un successo indiscutibile, eccezionale di Grillo e dei suoi, formidabili. Un fallimento della sinistra, di Bersani, del PD, che insomma se non ha vinto oggi, francamente non so quando mai potrà vincere, soprattutto in Veneto è clamoroso l'insuccesso che hanno avuto, c'è un tonfo spaventoso della Lega senza precedenti, credo neanche la Democrazia Cristiana negli anni 92-94 abbia avuto un crollo di quel genere. C'è una perdita di voti da parte del PDL sulla quale bisognerà riflettere, insomma c'è un mondo da costruire, però ci sono alcune buone notizie perché Fini è riuscito a scomparire, il che dimostra quanto falsi fossero i 33 parlamentari che si è portato dietro, allora indebolendoci. Casini è riuscito in un'impresa memorabile, quella di distruggere il suo partito, e Monti ha fatto una figuraccia. Insomma, quindi qualche notizia buona c'è. Che cosa hanno voluto dire gli italiani secondo lei con questo voto? Che proprio la sinistra non li vuole. Non la vuole. D'altra parte è stata una campagna oggettivamente poverissima quella della sinistra, non c'è una proposta che io ricordi, non c'è una proposta su cui si sia discusso, e hanno voluto dire anche che non sono entusiasti come una volta, ma che il giaguaro continua a correre velocissimo e non lo raggiunge nessuno, anche se il voto a Grillo in forma così massiccia dovrebbe suonare, se ancora non lo ha fatto, come un monito gravissimo ai partiti tradizionali. È la vittoria di Grillo, il grande successo del Movimento 5 Stelle è la misura dell'insufficienza, dell'inefficienza dei partiti tradizionali. Come guarda a questi nuovi colleghi, visto che lei è parlamentare da oggi? Non lo so, è un compito, non lo so cosa succederà francamente. Perché lo dico con sincerità, io mi ero già preparato all'opposizione e psicologicamente ero entrato in un ruolo che non ho mai svolto, quello di essere in minoranza. Ecco, e invece vado là e la maggioranza non ce l'ha nessuno, per cui vedremo. Io temo che ci si preparerà una nuova campagna elettorale fra non molto, il che mi dispiace un po'. Senta, l'ha detto anche lei prima, la Lega ha avuto un risultato eclatante, soprattutto anche qui in Veneto. Questo cosa cambia nei rapporti di alleanza e cosa cambia in prospettive amministrative? Io spero che cambi molto, perché se non si tiene conto di quello che è successo da domani mattina, insomma vuol dire che proprio di quello che dicono i cittadini non ce ne frega niente. Ecco, è francamente inconcepibile che la Lega si lasci presidente e l'85% del bilancio regionale con la sanità. Non esiste, proprio è inammissibile. Quindi si vota a maggio anche in Veneto? No, si riequilibra quello che sono i rapporti in giunta regionale. Da domani io credo che l'assessore alla sanità debba essere uno scelto da Forza Italia, dal PDL, vede che mi confondo ogni tanto. Sente, invece a Treviso si vota tra poco, Vicenza si vota tra poco, cambia qualcosa lì? Io credo che cambi moltissimo, perché cambia il fatto che gli schemi tradizionali non reggono più, no? E quindi credo che sia determinante la figura del candidato. Ecco, io credo che a Treviso sarebbe bene fare una riflessione importante e magari sarebbe anche il caso che i partiti facessero un passo indietro e individuassero, scegliessero un soggetto per fare il sindaco al di fuori dello schieramento tradizionale, al di fuori delle alchimie che hanno visto portano immense sventure. Dopo l'ubriacatura promessa di domani, Berlusconi secondo lei cosa dovrebbe fare? Continuare a guidare il partito? Con che ruolo? Insomma, sembra adesso può piacere o non piacere, ha fatto un sacco di errori, tutto quello che si vuole, per carità, però
la vittoria è solo, esclusivamente sua. Se qualcuno ha dei dubbi, e soprattutto quelli che pensavano di poterne fare a meno, anzi dicevano che era bene farne a meno, spero che si ricredano, che facciano ammenda, che si scusino con i colleghi di partito, perché forse qualcuno aveva ragione, il giaguaro non lo frega nessuno. Secondo, noi tutti invece di gioire, ecco, facciamolo fino a domani, domani ci ubriachiamo, ma per piacere dopodomani consideriamo che è una sconfitta, perché noi abbiamo perso voti. E quindi o ci mettiamo a lavorare seriamente, a cercare di capire la gente, oppure un regalo come quello che ci hanno fatto gli elettori in questa occasione, perché è davvero un regalo, non lo riceveremo mai più.